Eccoci pronti per una nuova analisi approfondita. Oggi ci concentriamo su una scelta che chiunque vada all'aperto, specialmente in montagna, si trova ad affrontare. La borraccia. Già, un classico. Acciaio inossidabile intramontabile, oppure queste nuove plastiche, come si chiamano? Tritan PCTG EcoZen. Esatto, i copoliesteri. Sembrano simili, ma non lo sono del tutto. Bene. Abbiamo consultato un po' di guide online, anche risultati di test, tipo quello menzionato da Il Salvagente, per vederci chiaro. L'idea è capire, no? I pro e i contro reali. Per aiutare a scegliere con più consapevolezza, certo. Perfetto. Allora iniziamo questa esplorazione. Partiamo dal, veterano. L'acciaio inox. Solido, dà quella sensazione di indistruttibile. Ma tecnicamente quali sono i punti di forza principali che emergono? Allora, l'acciaio inox, parlo di quello buono, senza rivestimenti strani all'interno, spicca per la sua inerzia chimica. Inerzia chimica, cioè? Cioè che non rilascia sostanze nel liquido e non ne assorbe odori o sapori. L'acqua sa di acqua, il tè sa di tè, punto. Ok, chiaro. Poi la robustezza. È veramente dura a morire, resiste agli urti, alla corrosione, può davvero durare una vita. E non dimentichiamo l'isolamento termico, se prendi la versione a doppia parete ovviamente. Ah, giusto, quelle termiche. Esatto, tengono il caldo per ore, anche 12, a volte 24, e il freddo altrettanto. Ideale per l'inverno o per l'estate fosa. E poi, è super riciclabile, molto sostenibile da quel punto di vista. Sembra la soluzione ideale allora, ma immagino ci sia un ma, no? Qualche svantaggio? Certo, come sempre. Il peso, prima di tutto. L'acciaio pesa, non c'è niente da fare. E nello zaino si sa ogni grammo in più si sente. Già. E poi il costo. Generalmente sono un po' più care, soprattutto quelle termiche ben fatte. Ah, e un'altra cosa, non vedi quanto liquido c'è dentro. Devi un po' tirare a indovinare. Vero, quello è un po' scomodo a volte. Bene, passiamo allora alle alternative più moderne. I copoliesteri, Tritan, PCTG, EcoZen. Plastiche classificate come tipo 7, ma scelte apposta, mi pare di capire. Sì, sono nate proprio per superare certe preoccupazioni legate ad altre plastiche. Il loro vantagggo comune più grande è la sicurezza dichiarata. Tutti questi materiali sono pubblicizzati come privi di BPS, BPS, BPF e ftalati. Ok, questo è un punto chiave oggi. Assolutamente. Poi altri vantaggi importanti. Sono leggerissimi, una differenza enorme rispetto all'acciaio. Immagino. Sono sorprendentemente robusti, resistono bene agli urti e sono trasparenti. Vedi sempre quanta acqua ti resta. Comodissimo. E in genere non alterano molto sapori e odori. Molti modelli, specialmente quelli con l'apertura larga, vanno pure in lavastoviglie. Pratico. Qui però la cosa si fa interessante. Le fonti fanno distinzioni tra questi tre, Tritan, PCTG e EcoZen. O sono più o meno la stessa cosa? No, ci sono differenze, magari sottili, ma ci sono. Guarda, il Tritan è forse il più famoso, anche grazie a marchi storici come Nalgen. Ah, le Nalgen, sì. Esatto. È noto per l'ottima robustezza e resistenza chimica. Tra l'altro le fonti citavano che tanti preferiscono la Nalgen con la bocca stretta perché dicono sia più facile bere mentre si cammina. Un dettaglio pratico, ci sta. Sì. E Nalgen ha anche la linea Sustain con una parte di materiale riciclato. Poi c'è il PCTG, usato ad esempio da Ikea per le sue borracce 365 Plus. Le proprietà sono molto simili al Tritan. Diciamo che il Tritan potrebbe essere visto come una versione un po' ottimizzata. Ok. E l'EcoZen? L'EcoZen, che trovi ad esempio in alcune borracce Quechua, ha una particolarità. Contiene una piccola percentuale, fino al 10%, di materiale bio-based. Bio-based, cioè? Derivato da fonti vegetali, rinnovabili. È un piccolo passo in più verso la sostenibilità, pur mantenendo, la robustezza che è stata confermata anche nel test citato da Il Salvagente, e la sicurezza, ovviamente. Interessante questa cosa del bio-based. Però, quali sono i limiti di questi copoliesteri? Il punto debole comune, diciamo? Il limite principale è l'isolamento termico. Nullo. L'acqua prende la temperatura esterna molto in fretta. Ah, quindi niente tè caldo o acqua gelida per ore. Esatto. Certo, c'è chi usa trucchi tipo il calzettone di lana sulla nalgene, come riportano le fonti, un rimedio un po' della nonna,
ma non è paragonabile all'acciaio a doppia parete, ovviamente. Certo. L'altra questione, ancora un po' aperta, è che riguarda un po' tutte le plastiche è il potenziale rilascio di microplastiche. Se ne parla tanto. Sì, al momento non ci sono evidenze specifiche di pericoli derivanti da questi materiali nell'uso normale, però è un'area di ricerca attiva. E poi, attenzione, anche le borracce in metallo hanno quasi sempre il tappo o le guarnizioni in plastica o silicone. Vero, non ci si pensa quasi mai. Quindi anche lì è importante verificare che almeno quelle parti siano senza BPA. Il problema non è solo del contenitore principale. Quindi, alla fine della fiera, come ci si regola? Sembra che la borraccia perfetta non esista. E diciamo di no. Dipende davvero da cosa uno cerca, dalle priorità. Se la priorità assoluta è l'inerzia del materiale, la durata quasi eterna, la capacità di tenere la temperatura e il peso non è un grosso problema, l'acciaio inox resta una scelta eccellente. Capito. Se invece cerchi leggerezza sopra ogni cosa, praticità tipo vedere quanta acqua hai, poterla lavare facilmente, buona robustezza e la tranquillità del BPA free, allora uno di questi copoliesteri, Tritan, CTG o Ecozen, è probabilmente la scelta migliore. E l'Ecozen con quel piccolo plus di sostenibilità. Esattamente, per chi è sensibile anche a quell'aspetto. Quindi, ricapitolando, acciaio per purezza chimica e gestione della temperatura, copoliester per leggerezza, trasparenza e praticità sicura. 2 mondi, entrambi con ottime opzioni. La scelta finale, insomma, dipende dall'uso specifico e dalle preferenze personali. O all'usura e la presenza quasi inevitabile di componenti plastiche, tappi, guarnizioni, rende il quadro un po' più sfumato per tutti i tipi. Giusto. Nessuna soluzione è totalmente pura, per così dire. Esatto. E questo ci porta a una domanda finale, forse un po' provocatoria. Considerando tutto questo dibattito sulle microplastiche, sui materiali multipli, come sarà la borraccia del futuro? Riusciremo mai ad averne una che sia totalmente inerte, super sostenibile, ma anche leggera e termica? Chissà. Bella domanda. La ricerca va avanti. Staremmo a vedere. Per oggi ci fermiamo qui. Alla prossima analisi approfondita.